Lei che a ogni tornata elettorale, anche pochi mesi fa, mi risponde la mia dimensione è quella amministrativa. Certo. Dove diciamo, si vedrebbe, no, vedrebbe a sé più congeniale la dimensione amministrativa nazionale? Cioè... Allora, io sono... io No, ecco, adesso non può saltare la allora, connessione su questo, aspetti. no, 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 aspetti che no, salta la no, connessione e ma non le la rispondo sentiamo. volentieri. Cioè, come io le chiedessi quale ministero, perché insomma, la vedrei a quello del, non so, per l'autonomia, che cosa, dai, semplifico. No, no, ho capito la domanda, No, ma sto non per lei dicendo, io, ovviamente, per chi ci segue perché posso no, non io essere è dal stato chiaro. 94 che faccio il pubblico amministratore e ho sempre amato il livello locale, il livello regionale, Eh. perché riesci a fare le cose. Quindi, se Forza Italia deciderà che Flavio Tosi possa avere un ruolo dove efficacemente riesce a fare qualcosa anche a livello nazionale, io sarò grato a Forza Italia. Sono già grato a Forza Italia per la candidatura perché da parte del partito è stata una scelta coraggiosa e di discontinuità. E dico l'apprezzo moltissimo perché vuol dire candidare una persona fortemente legata al territorio. Sarà Berlusconi, Tajani e i vertici di Forza Italia a decidere se e cosa farà Flavio Tosi. Io sono a disposizione, loro sanno, ma lo sa anche chi ci ascolta, che Flavio Tosi ha lo dico io modestamente, una lunga esperienza di governo amministrativo.